Un atto dovuto. L'ultimatum al sindaco di Padova Massimo Bitonci da parte della regione sul nuovo ospedale è un atto dovuto per chiudere definitivamente una partita che ormai venendo meno l'area non c'è più, ma non significa che l'idea di un nuovo ospedale padovano sia tramontata da parte della regione. Detto questo, il presidente del Veneto Luca Zaia rilancia. Un lasso di tempo che può essere di una decina d'anni abbiamo due ospedali, uno di 1000 posti letto che sarà il Policlinico Universitario con il campus, l'altro che sarà di 1000 posti letto che sarà un hub provinciale al pari di Vicenza, di Treviso, sono gli ospedali che conoscete. Ospedale e policlinico, entrambi in città, ma in ottica comunque di risparmio, il presidente Luca Zaia spiega il suo progetto. Ridurre i 1400 posti letto dell'attuale ospedale a 1000, lasciare lo IOB nell'attuale Seline, nella vecchia sede, demolire tutto quello che è parte universitaria, aule, laboratori, le cose che non servono un ospedale provinciale. Come? Recuperando gli stabili che sono messi meglio, che sono stati più ristrutturati e messi a norma, fare pulizia attorno e creare parcheggi, un parco verde e poi la seconda fase, quella più importante. Dopo realizzare un altro il policlinico con 1000 posti letto. Io spero sempre in città, questo è quello che proponiamo.